tutti amici, bentornati sul canale e benvenuti alle pendici del Monte Grappa. Siamo a Campo Solagna e ho appena iniziato a percorrere la strada delle Penise, strada che dà sulla Val Brenta e che ci porterà fino a uno dei posti dove fu combattuta durante la Prima Guerra Mondiale una battaglia leggendaria, e vi racconterò un po' come si è svolta e vi farò vedere questi luoghi assolutamente incantevoli. Passeremo poi per l'Alpe Madre e faremo un giro ad Anello, quindi venite con me in questa splendida giornata autunnale che ci sarà da divertirsi. Vamos, let's go! Strada delle Penise è un'escursione ad Anello molto facile, sono 11 km più o meno e sono 250 metri di dislivello, quindi un percorso accessibile a tutti. Per questo sto trovando un sacco di persone lungo il percorso. Ci sono anche dei punti ristoro molto interessanti e questa è una stagione ottima per fare questo percorso. Io l'anno scorso l'avevo fatto in inverno, volevo portarvelo sul canale, ma è successa una brutta disavventura che mi hanno praticamente derubato dell'attrezzatura video. Comunque fa niente, è acqua passata, chissà che quella persona che ha rubato tutte le mie cose possa avere una vita serena e felice, in pace con se stesso, e che si possa svegliare alla mattina orgoglioso della sua persona. Ma a parte questo, io me la sto godendo tanto quanto la scorsa volta. Potete ammirare il paesaggio sulla pianura e Bassano del Grappa, il Brenta che passa laggiù. Wow, spettacolo. E adesso arriveremo ad un punto leggendario, ma talmente leggendario che dà il nome a uno dei corpi militari più apprezzati e valorosi dell'esercito italiano.
eccoci arrivati sul Col Moschin, colle di assoluto rilievo storico e di un ricordo di una cruentissima battaglia che però vide gli arditi del capitano Messe sopraffare l'esercito austriaco. È il 15 giugno 1918. Dopo violenti tiri di artiglieria sulle prime linee, le truppe austriache irrompono sulla sinistra del Grappa ed occupano Col Fageron, Col Fenilon, isolando Col Moschin. Nello stesso pomeriggio avviene il contrattacco italiano. Gli arditi del 9 battaglione d'assalto, coadiuvati dal 91esimo reggimento fanteria, si riappropria di Col Fageron e Col Fenilon. Il mattino seguente, il 16 giugno 1918, un fulmineo attacco degli arditi del 9 battaglione d'assalto in 10 minuti si riappropria anche di Col Moschin, preservando quindi l'ingresso alla pianura dell'esercito austriaco, che contò numerosissime vittime e prigionieri. Le perdite per l'esercito italiano, per quanto dolorose, furono contenute se pensiamo alla portata dell'impresa. Per il valore e l'eroismo espressi, questa battaglia dà il nome ad uno dei migliori reparti dell'esercito italiano, il 9° reggimento d'assalto paracadutisti Col Moschin, il fiore all'occhiello delle forze speciali italiane. Qui di fronte a me tutta la visuale sulla Valsugana. Questo è Col Moschin, da crateri che potete vedere per terra. Queste sono tutte quante i segni della guerra. Dopo il Col Moschin, tappa obbligatoria, rifugio Alpe Madre, dove mi trovo sempre molto bene, si mangia veramente in maniera egregia, e adesso mi dirigo verso il Col Fenilon e anche lì andremo a vederlo assieme. Vamos, let's go! Eccoci sul Col Fenilon. Laggiù possiamo vedere il Col Moschin. C'è una grappa, il Fageron giù in fondo. Sotto possiamo vedere il rifugio Alpe Madre, dove mi sono fermato poco fa, il Brenta e via. Ecco, proprio lì sotto è dove mi hanno portato via la fotocamera l'inverno scorso. Voglio essere poetico, quindi questa zona si chiama Alpe Madre perché ad ogni tempo dell'anno dà risorse di vita tra pascoli, formaggi, allevamento e via dicendo. Vedete, qui ci sono un bel po' di vacche e direi che sono la madre
di quell'ardito pagliaccio che mi ha portato via l'attrezzatura. Ecco, è un piacere avere a che fare con certa gente. Comunque insegnano a come comportarsi nella vita. Dai, al di là di questa parentesi, così adesso scendo giù per portare a termine questo circuito ad anello, che rimane comunque sempre molto molto bello qui sul comprensorio del Grappa. Meritevole, lo può fare chiunque e quindi assolutamente approvato. Qui sta passando sotto al Col Fagaron, sono quelle antenne lì non propriamente belle, però questo è quello che vi raccontano le pendici del Grappa. Allora quasi di ritorno a Campo Solagna, in questi boschi, in mezzo a questa natura bellissima e storica. È stato girato il video degli Arcana Opera del brano L'Orso, che lo potete trovare nel canale appunto di Arcana Opera, magari ve lo linko qui sotto. E quindi altro giro anche all'interno della mia musica, altro giro in posti del cuore. Ricordo anche un bellissimo live fatto su un locale qui a Campo Solagna, un bellissimo set acustico alla sera, dove ad accoglierci c'è stato un bellissimo tramonto, anche perché i tramonti da queste zone sono qualcosa di spettacolare che lo consiglio veramente a tutti. E niente, adesso vado verso la macchina e alla fine tiriamo un po' le somme. È arrivato alla fine anche di questo bellissimo giro. Sono stati, sto guardando, sono stati 11 km e 9. Ci ho messo 2 ore e 45 in tutto, andando con il mio passo, facendo le riprese, tutto. Allora, fatemi sapere, come sempre, se questo video vi è piaciuto, scrivetemelo nei commenti, mettetemi i like ed iscrivetevi al canale, che per me è molto importante e a voi non costa assolutamente niente. Da Campo Solagna, sul Grappa, Colli Alti, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Anzi, visto che sono in zona, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!